Vedo, vedo. Non ti capisci, ma si proprio non perché sono scordato. Ma non capisci, che dimmi, mo, aspetta, ti dici che succede, che assenza. Che c'è? Il tuo sostituto ha fatto il mese di carcere ad Avellino. Ma vai a buona, e nessuno se ne accorge. Nessuno. Tu sei un uomo fortunato, sei nato con la camicia. Sì. 15 giorni fa il cosiddetto Enrico Cocuzza è stato messo in libertà. E io gli ho portato le 4.000 lire come tu mi avevi scritto. E poi? E poi niente più. Non penso devo portarla a mangiare pure con me. No, anzi, tu sei stato un amico, veramente mi hai fatto un favore, mi hai trovato una vita a coppo sto. Ma è venuta buona per lì. Se si accorgevano dell'imbroglio l'avresti pagata cara e amara. Lo sai, il giudice Scoppetta non sarebbe stato dolce di sale con te. Ma non mi dà che l'animale era un giudice Scoppetta che quando pensa mi prende in mano. Però io la faccio tua di fatto scemo perché mi sono fatto un bel viaggetto e sono tornato più innamorato di lui. Di tua moglie? Di mia moglie, ma soprattutto della ciacione Giacomina. E questo è troppo. Ma perché fai scrupolo? Che non avresti più tradito tua moglie. Allora, ma io allora non concludevo. Ma perché? Mo concludi. Per certo, e oggi lo aspetto. Ma che ne sai che sei tornato? Gli era scritto? Non io, c'era scritto Giulietto. C'è un po'. Sì, ma non fare. Signor, scusate, fuori ci sta la signora Cornetti, se vuole entrare. Certo, fammi entrare. È meglio che me ne vada. Meglio che me ne vada. Sì, fammi piacere, scendere la scaletta, boom, sì. Ma fai schifo. Non fa niente, basta che se ne vada.